Dall'aspetto acrobatico passiamo all'armonia ed eleganza dei movimenti con una forma di spada. La spada è un'arma da sempre considerata nobile perché utilizzata dalle classi più elevate di cui è il simbolo. Richiede molta abilità nel fondere e armonizzare il movimento di tutto il corpo con quello dell'arma. 6 ragazze, Marianna, Giulia, Fale, Stefania, Sara e Costanza, vestite con i caratteristici vestiti tradizionali vietnamiti, ci presentano ora questa bellissima forma. Ora, in applicazione di quanto abbiamo appena visto, il maestro Maurizio e l'istruttore Dennis ci presentano un combattimento di spade che mette in evidenza l'efficacia di quest'arma, ma anche la necessità di estrema precisione ed autocontrollo nel suo utilizzo.